Per fortuna la cultura non si ferma, per fortuna il teatro sta cercando di farcela in tutti i modi, per fortuna al Trianon è arrivata Marisa Laurito che si è inventata questa rassegna che si chiama Suoni contro muri, con tanti artisti che amiamo, Eugenio Bennato e Fiorenza Calogero che ho al telefono. Buongiorno Fiorenza, buongiorno. Come stai? Molto bene, molto bene. Bene, Allora, stasera sì. sono il secondo appuntamento di questa bellissima rassegna da un'idea di Marisa Laurito, come hai già detto, che si è inventata questo Suoni contro muri perché la musica non si deve fermare. Ci saranno degli artisti big che presenteranno gli artisti che sono in rassegna e io stasera verrò presentata dal grande Eugenio Bennato. E il mio concerto verrà accompagnato dalle opere di Enrico Benetta, perché sempre la grande Marisa si è inventata questa cosa di unire alla musica l'arte contemporanea. Che bello, e poi che bello che oggi che è il 17 marzo e si parla di unità d'Italia, hai questo partner, no, che è Eugenio Bennato, questo maestro che è Eugenio Bennato con la sua indimenticabile Brigante Samor, che oggi più che mai, no, dovremmo sentire tutti, Fiorenza, credo. È vero, hai ragione. Senti, com'è che possiamo vederti, ascoltarvi? Allora, basta collegarsi sul sito del Teatro Trianon, quindi teatrotrianon.org, e poi lì c'è un TV web dove ci si può collegare. Il concerto ovviamente andrà in streaming, accesso gratuito. Gli orari sono le 19 con replica alle 21. Sì. No, fantastico. Anche la replica, come Sì, se sì. fosse tutto normale, no? Due recite. Come se fosse tutto normale, sappiamo che normale non è, infatti io lo dico che siamo poco abituati allo streaming perché a noi piace vestirci, uscire e andare a teatro, ma così. visto che il momento è quello che è, almeno lo streaming è rimasta l'unica cosa che può far continuare il nostro lavoro. E quindi dobbiamo un po' abituarci. Fiorenza, da quanto tempo non lavori? Sii chiara e sincera. Da un anno, dall'8 di marzo dell'anno scorso. Come stai superando questo momento, Fiorenza? Allora, da un punto di vista diciamo morale, psicologico, è ovvio che cerco di darmi forza, ma sono io una positiva per natura, sì. Quindi cerco sempre di vedere il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto. Sto in un certo senso riordinando un po' i miei siti, sai. Insomma, stai progettando e ti stai preparando per questa ripresa. Sto progettando un nuovo disco su Raffaele Viviani, bello, con tantissimi ospiti. Va bene. In questo anno non abbiamo per nulla lavorato, se non questa grande opportunità che ci ha dato Marisa col Teatro Trianon nella regione Campania, ovviamente, e il comune di Napoli con grande Marisa che poteva anche tenere il teatro chiuso perché le giustificazioni ce l'aveva. Grazie. Allora, grazie a Fiorenza Calogero. Grazie a te. Ore 19. Mi raccomando, tutti collegati. Dai, ore 21 andiamo a teatro, andiamo al Trianon. Grande Marisa, veramente grande.